Gli ultimi dati relativi ai positivi al Covid ad Agrigento risultano 116, tra cui 4 ricoverati in ospedale, 1 in rianimazione, 3 in reggenza ordinaria, 2 in un hotel Covid e 110 in trattamento domiciliare. Come si sa, la scuola materna e gli asili nido resteranno chiusi fino a sabato 16 gennaio, questo quanto deciso giorni fa dal sindaco Miccichè dopo aver consultato il suo staff. Per aumentare la sicurezza si è deciso così con una nuova ordinanza sindacale di chiudere anche loro. Un momento di osservazione per il sindaco Miccichè viene riservato ai mercatini rionali, nel senso che se si potrà reggimentarli e mantenere la situazione sotto controllo, allora verranno mantenuti, altrimenti, ha detto il sindaco, verranno chiusi. Intanto ieri sera il sindaco Miccichè in prima persona ha fatto il buon padre di famiglia, il medico e anche il sindaco. Si è recato nei luoghi della movida di San Leone, appresa la notizia dei tanti assembramenti dopo aver avvertito il prefetto di quanto stava accadendo. È andato quindi tra i giovani che in quel momento affollavano l'area di Piazza Giglia, vi ha trovato una pattuglia della polizia municipale e insieme a loro ha spiegato i rischi ai ragazzi degli assembramenti, che non solo sono le multe salate ma la possibilità di trasmettersi inconsapevolmente il virus e di portarlo in casa ai genitori e ai nonni, che essendo più cagionevoli di salute possono quindi finire in ospedale se non morire. Ricordando anche il record assoluto dei contagiati Covid ad Agrigento, ha raccomandato loro di evitare le situazioni che portano solo a far aumentare il numero di persone ammalate, se non ancora decedute. Intanto sentiamo una riflessione del primo cittadino. Ho deciso di fare questa mia comunicazione video perché purtroppo la situazione sanitaria relativa all'emergenza Covid qui a Agrigento è in crescita esponenziale. Ho emesso l'ordinanza anche di chiusura delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. Mi hanno chiesto in molti che fine faranno i mercati, però anche sentendomi con Sua Eccellenza il Prefetto per ora si è concordato di regolamentare al massimo i mercati, di usare la massima precauzione, di fare i controlli, di transennare anche i percorsi. Questo perché a mio avviso è assurdo chiudere il mercato e lasciare i negozi aperti. E comunque da medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento io vi posso dire che il Covid non si prende al mercato e non si prende nemmeno a scuola. Il Covid si prende, ahimè, per il comportamento irresponsabile di qualcuno di noi. Perché Covid durante queste feste si è preso nelle case, si è preso tra i banchetti, si è preso tra le feste di compleanno o le feste di Capodanno. Si è preso perché qualcuno, pur sapendo di essere positivo, continuava a girare per la città o continuava ancora a frequentare il posto di lavoro o altri siti. Io faccio un appello alla mia cittadinanza. Vi prego per favore di usare massima cautela, perché che senso ha chiudere i ristoranti, chiudere i bar e invece i numeri aumentano? Quindi questo sta a dimostrare che il Covid si prende a casa. Si prende a casa e poi però lo si porta fuori perché, come ho detto poco fa, c'è un comportamento irresponsabile di qualcuno di noi che continua a non capire la gravità di questa situazione sanitaria. Si parla di una terza ricaduta, ma la terza ricaduta non se ne parla perché si prevede, se ne parla perché, visto il comportamento, ripeto, irresponsabile di qualcuno di noi, è logico che il Covid, invece di diminuire, purtroppo andrà di nuovo ad aumentare. Quindi prego tutta la mia cittadinanza di stare calmi, di usare però la massima precauzione, mascherine, disinfettanti per le mani, mantenere il distanziamento sociale, evitare gli assembramenti, perché nonostante la mia ordinanza e l'ordinanza anche del governo Musumeci contro gli assembramenti, si continua a vedere fenomeni di assembramento. Si continua ancora a vedere gente per la strada senza mascherina,
Quindi, ripeto, non si è capita ancora la gravità della malattia. Abbiamo tutti parenti anziani a casa, quindi vi prego, per la tutela di chi vi vuole bene, vi prego per favore di usare massima precauzione. Per quanto riguarda i mercati, vi prometto che prenderò delle decisioni sagge senza farsi prendere dal panico, però vi prego pure anche di rispettare tutte le norme che vi vengono imposte.